Per fare la crema caffè ci occorrerà mezzo litro di panna bella fredda fredda di frigorifero. Ecco qua, panna, opla, e iniziamo a montare. Una volta che avete montato la panna, inserite 50 g di caffè solubile e iniziate a mescolare. Adesso unite una tazzina di caffè e 100 g di zucchero e continuate a mescolare. Ora ragazzi, per me era un po' amara e quindi aggiungo altri 100 g di zucchero, che a me mi piace dolce. Eccola qua ragazzi, è pronta, guardate, bella spumosa e morbida. Adesso la metto nella sacca a cloche. Voi potete anche tenerla così in un contenitore, però a me mi piace che nella tazza faccio il decoramento. Eccola qua ragazzi, è pronta, assaggiamo.